Crescono i contagi e come se crescono, ma il tasso di ospedalizzazione resta praticamente nullo. Cambiano i rapporti di forza nell'emergenza coronavirus in Veneto, dove a un aumento dei casi non corrisponde una pressione maggiore sulla sanità. E il governatore Luca Zaia ribadisce la necessità di un cambio di lettura di dati da parte delle strutture che gestiscono l'emergenza a livello nazionale. Diciamo che la soluzione migliore sarebbe quella di agganciare il colore delle aree, quantomeno dell'area bianca, ai tassi di riempimento dell'ospedale, perché se così non fosse, capite che l'R-Conti, tanto per andare a parlare di robe tecniche, l'R-Conti non ci dà altro che il grado di crescita esponenziale che il virus ha in base al numero di contagiati che tu trovi. Ma capite che se passiamo da 45 contagiati a 425 rischiamo di avere un R-Conti da zona rossa, ma noi non siamo in condizioni da zona rossa, gli ospedali sono vuoti. Ecco quindi l'appello che il governatore lancia ai veneti per questa estate. Non abbassate la guardia, portate la mascherina quando ci sono assembramenti, anche se siete all'aperto, perché è vero che la mascherina all'aperto non si deve portare e ci mancherebbe, ma se vi trovate in mezzo a una sagra piena di gente alla cassa per andare a fare, che so, comprare il buono per le costicine o le salsicce, io dico mettetevi la mascherina, quei 10 minuti non muore nessuno.